Mettetevi comodi, prendete una sedia perché oggi prendiamo un caffè con la storia. Per questo primo episodio non possiamo non parlarvi del giocatore più forte che abbia mai calcato i nostri campi in quegli anni. È la sera del 20 giugno 1997, quando dopo 47 gol in 49 presenze con il Barcellona, l'Inter decide di pagare la clausola rescissoria di 48 miliardi di lire per portare in Serie A Ronaldo Luis Nazario da Lima. Per tutti, Ronaldo il fenomeno. Ronaldo non gioca a calcio, lo ridefinisce. Corre a 36 km/h con la palla incollata al piede. Ha una potenza fisica devastante abbinata alla velocità di un centrometrista e alla tecnica di un giocoliere da spiaggia di Copacabana. Ronaldo all'Inter giocherà per 5 stagioni, fino al 2002, quando passò poi al Real Madrid dei Galacticos. La stagione 97-98 è un'opera d'arte. Pensate alle notti di Parigi, la finale di Coppa UEFA contro la Lazio. Marchegiani, portiere di livello assoluto, viene sbilanciato e mandato a terra solo con una finta di corpo, senza che Ronaldo tocchi nemmeno il pallone. È la consacrazione definitiva. Quella fu la partita della consacrazione in nerazzurro, è il punto più alto in quegli anni. Sì, perché la storia di Ronaldo all'Inter non è soltanto la storia di uno strapotere tecnico, è una storia d'amore, di sofferenza e di pura drammaticità, perché gli alieni, alla fine, scoprono di essere umani e il corpo di Ronaldo, incredibilmente perfetto nella sua potenza, nasconde una tragica fragilità. Il 21 novembre 1999 contro il Lecce il primo crack al ginocchio, poi il rientro 6 mesi dopo, il 12 aprile 2000 in Coppa Italia sempre contro la Lazio. Bastano 6 minuti, un doppio passo di troppo e il tendine rotuleo che cede. Lo stadio si piega in un silenzio tombale, consapevole che si stava spezzando la cosa più bella che il calcio avesse da offrire. Le statistiche diranno 99 presenze e 59 gol. Parlano di scudetti sfumati all'ultima giornata, di lacrime all'Olimpico il 5 maggio e di un addio amaro verso Madrid. Ma chi ha vissuto quegli anni sa che i numeri e le bacheche non spiegano assolutamente nulla, perché prima degli infortuni, prima del tempo che passa, c'è stato un momento in cui Ronaldo è stato semplicemente il calciatore più forte mai apparso su questa terra.